Sono Maurizio, sono veneziano di nascita, ho sempre vissuto a Venezia, intorno alla mia laguna. Da 2 anni mi trovo in Polonia, precisamente a Katowice. Sono venuto qui perché devo mantenere una promessa fatta. Diciamo, come si sta comportando questa nazione con il Covid-19, il coronavirus? Insomma, non è che si stia comportando molto bene. Sì, ci sono i negozi chiusi, magari i classici i piccoli negozi, diciamo, tipo bar, negozi di elettrodomestici, cosette varie così, ma per quanto riguarda i centri commerciali sono tranquillamente aperti. Magari appunto, diciamo, per quanto riguarda la necessità delle provvigioni, ecco, per quanto riguarda il mangiare, per quanto riguarda, diciamo, la pulizia personale. Quello che è successo ai primi giorni quando il governo ha decretato questa specie di emergenza, appunto un grandissimo assalto nei centri commerciali e l'unica cosa che è sparita immediatamente, non so perché, riso, carta igienica. È come se il polacco vivesse di riso e di carta igienica. Difatti è già passato più di una settimana e tuttora quelle due merci mancano. Per quanto riguarda il resto di pasta, sughi, vino, carne, pollame, affetta, quello c'è tranquillamente. Forse magari perché anche sono merci che costano un po' troppo. Vedo gente tranquillamente che passeggia, che parla, non vedo gente protetta minimamente, a parte il fatto che se anche uno cammina e vuole un po' di protezione, beh, può isolarsi tranquillamente da tutti gli altri. C'è una grande vastità di boschi. Se ritornerò nella mia laguna. Finito la mia promessa, ci ritorno.